Olimpiadi invernali del 2026, il CONI conferma la candidatura unitaria di Cortina, Torino e Milano, la gioia di Zaia, siamo pronti e motivati. Accoglienza dei migranti, segretario della Liga, da re attacca il vescovo di Vittorio Veneto, secondo cui chi li respinge non è un buon cristiano, gli ospiti lui nel suo castello, dice da re. Virus West Nile, 2 nuovi casi che riguardano un'anziana moglianese e un uomo di San Donà, le loro condizioni sono buone ma in Veneto si registra il primo decesso. Confisca di beni in tutta Italia dove l'esponente di un clan usava i soldi della mafia per comprare quote di imprese, coinvolta anche un'azienda di Castelfranco Veneto. In stile Gentilini, il neosindaco Conte fa multare chi vivacca sui muretti tra via Roma e Ponte San Martino, ma lo sceriffo, quello originale, è scettico, le sanzioni, dice, non verranno pagate. Caldo e afa, mentre la protezione civile annuncia l'arrivo di forti temporali, si continua a boccheggiare all'Electrolux, fabbrica bollente, gli operai scioperano, l'anguria offerta dall'azienda non basta. Ieri le immagini di una discarica lungo le rive del Piave a Fagarè, oggi il sindaco di San Biagio annuncia pronta una bozza di riqualificazione dell'area. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano, lo avete sentito anche dai titoli, la decisione tanto attesa arrivata questo pomeriggio da Roma. Il CONI ha deciso per una candidatura unitaria Cortina, insieme a Milano e Torino, le candidate dunque per le Olimpiadi invernali del 2026. Allora andiamo subito a collegarci con Tiziana Bolognani che si trova proprio a Cortina, insieme a lei, se non sbaglio, la Presidente degli Albergatori di Cortina. A te la linea, Tiziana, buonasera. Buonasera Francesca, buonasera a te a studio e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, come hai detto tu, a Cortina si gioisce naturalmente in provincia di Belluno e si gioisce in tutto il Veneto per l'ufficializzazione della candidatura di Cortina assieme a Milano e Torino a ospitare le Olimpiadi invernali 2026. Un grandissimo successo, questo viene definito il tentativo andato a buon fine del Presidente del CONI Malagò, che alla fine è riuscito a condividere una scelta assieme a tutto il Consiglio nazionale che, lo ricordiamo, nel pomeriggio ha votato all'unanimità. Si è detto che questo è un passo molto importante anche dal punto di vista economico per l'Italia, per tutto l'arco alpino ed evidentemente per Cortina, che è già pronta ad ospitare i mondiali di sci alpino del 2021 e, come dicevi tu, assieme a me, a fianco a me, c'è Roberta Alverà, che è la Presidente degli Albergatori di Cortina. Allora, Alverà, questa è una buona notizia sicuramente per voi. Sicuramente è una buona notizia e bisogna dire che la decisione del CONI rientra esattamente in quello che è lo spirito decubertiano, cioè l'importante non è vincere ma partecipare, e noi partecipiamo. Con grandissimo evidentemente entusiasmo, ma anche con diciamo un bel po' di impegno, perché assieme a quello che voi già state mettendo per fare in modo che Cortina 2021 sia la migliore Cortina di tutti i tempi, ci sarà poi da pensare nell'eventualità in cui l'anno prossimo a settembre il CIO dovesse confermare questa candidatura e quindi che Cortina diventasse sede davvero olimpica. C'è da pensare anche al 2026. Sicuramente adesso il nostro primo obiettivo è quello dei mondiali 2021, per i quali le strutture già si sono attivate per una riqualificazione alberghiera e quindi il lavoro si sta già facendo e si sta già facendo in maniera copiosa. Sicuramente se ci fosse l'eventualità dell'Olimpiade 2026, oltre a farci festeggiare i 70 anni dalla precedente Olimpiade, ci dà l'opportunità di fare un salto in avanti e di pensare proprio a un lungo termine, quindi a una programmazione turistica alberghiera a lungo termine, quindi va benissimo. Pensiamo, ipotizziamo anche grandi investimenti. Sì, ci sono già grandi investimenti e si sta già muovendo un bel comparto e
presumibilmente andrà anche molto più avanti se ci sarà l'effettiva candidatura olimpica. Ecco, diciamo che come vi ricordavamo quest'oggi, il presidente del CONI Malagò sarà a Buenos Aires il prossimo ottobre per andare a portare la candidatura di Cortina, Milano e Torino, per la quale già si pensa ad un concorso di idee per dare un nome, per individuarla anche dal punto di vista proprio del nome, e poi a settembre dell'anno prossimo la decisione finale. Se non hai notizie, Francesca, ti restituisco la linea. Grazie Tiziana Bolognani e grazie alla Presidente degli Albergatori di Cortina per il suo intervento. E naturalmente grande soddisfazione è stata espressa per questa decisione del CONI anche dal Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Sentite le sue parole. Direi strepitosa è la risposta concreta a quei pochissimi che pensavano che fosse tutta un'operazione mediatica. Cortina di fatto è nella candidatura italiana, nella candidatura unitaria, quindi è premiata per il bel dossier che abbiamo presentato. È un lab degli sport invernali più grande d'Europa, viene premiata anche Cortina con questo riconoscimento, ovvero Milano, Torino e Cortina saranno la candidatura italiana. È l'occasione per valorizzare definitivamente le nostre Dolomiti, ma anche l'occasione per dire che tra le 15 discipline olimpiche ambiremo a fare tutto quello che è neve, sci, anche perché noi avremo le piste pronte, preparate dai mondiali di sci del 2021. Il dato positivo oggi da comunicare è che Cortina c'è. Cortina c'è ed è un grande risultato. Adesso dobbiamo lavorare tutti pancia a terra affinché la nostra candidatura si diventi nomina per le Olimpiadi invernali 2026 e quindi il CIO riconosca all'Italia questo titolo. Voltiamo pagina per parlare di accoglienza migranti. Non è andato per il sottile il segretario nazionale della Lega D'Arè, che ha risposto al vescovo di Vittorio Veneto, secondo cui respingere i migranti non è da cristiani. Mi sono rivolto al vescovo perché non è possibile che per essere un buon cristiano bisogna essere accoglienti. Credo che il buon cristiano lo sia il Veneto da sempre, quindi queste così missive del Vescovo le rimando al mittente. Sul settimanale diocesano L'Azione, Monsignor Corrado Pizziolo è tornato a parlare di accoglienza dei migranti. Rifiutarsi, scrive, non è da cristiani. E la risposta del segretario della Liga Veneta non si è fatta attendere. Dia innanzitutto l'esempio, li accolga nel suo castello di San Martino sopra Vittorio Veneto, dopodiché può parlare. Credo che le comunità nostre hanno già dato molto, d'altra parte l'integrazione con gli extracomunitari che sono venuti a cercare fortuna nel nostro paese, sono tanti, sono integrati, sono ben integrati nella nostra società. Quelli che arrivano con i barconi pensando di trovare l'America, qua l'America non c'è, è un mondo del lavoro in difficoltà. Sui quotidiani anche la notizia che cala a nord-est il grado di fiducia nei confronti dello stesso Papa Francesco, e l'ex sindaco di Vittorio Veneto dice: non mi sorprende. Perché anziché difendere i cristiani difende altri di altre religioni. Infine l'iniziativa dell'azienda di vini Astoria di Crocetta del Montello, un manifesto contro l'intolleranza dopo l'aggressione subita a Torino dall'atleta di colore Daisy Osacque. Lo ha fatto bene per diciamo, sollecitare l'opinione pubblica. Noi siamo contrari a queste intolleranze e agli episodi di violenza da qualsiasi parte avvengano e soprattutto al di là del colore della pelle. Virus West Nile, c'è purtroppo da registrare la prima vittima veneta, è un anziano veronese. Intanto stanno bene le due persone che hanno contratto il virus ricoverate al Cafoncello di Treviso. Un'anziana moglianese e un 36enne del San Donatese sono i due nuovi pazienti colpiti da West Nile e ricoverati al Cafoncello di Treviso. Bisogna subito dire che le condizioni di entrambi non preoccupano, al punto che il veneziano è stato già dimesso. Per precauzione il Dipartimento di Prevenzione ha consigliato interventi di disinfestazione nelle zone di residenza dei due pazienti. Si tratta di due nuovi casi dopo quelli della scorsa settimana che avevano riguardato una 50enne di Fossalta e un uomo ricoverato a Conegliano, colpito dalla febbre dengue. Purtroppo però in Veneto c'è da segnalare la prima vittima per la febbre del Nilo. Come fa sapere la Regione, si tratta di un 79enne della provincia di Verona colpito dalla forma neuroinvasiva del virus.
L'assessore regionale alla sanità fa sapere come, con una nota inviata il 30 luglio dalla stessa direzione, l'attenzione al verificarsi di casi di infezione umana da West Nile è stata elevata ai massimi livelli e il piano regionale Vettori 2018 è attuato in ogni sua parte. L'ultimo bollettino sulla sorveglianza delle arbovirosi alla data del 31 luglio indicava la conferma di 19 casi. ULSS e Regione ricordano poi l'importanza delle misure di prevenzione da adottare, come usare repellenti, indossare pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all'aperto, utilizzare zanzariere, svuotare di frequenti vasi di fiore o altri contenitori con acqua stagnante. Incidente questo pomeriggio a Vittorio Veneto in via tangenziale nel tratto di strada che dal centro commerciale Emisfero conduce all'autostrada. Coinvolte 2 auto che si sono scontrate per cause ancora da accertare. Una delle persone che si trovava a bordo di uno dei mezzi è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. Si tratta di un 50enne. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del SUEM che con l'elicottero hanno trasportato il ferito all'ospedale. Le sue condizioni sono molto gravi. E adesso la morte dell'imprenditore Luciano Miotto, nel prossimo servizio il ricordo del sindaco di Cessalto. 2 comunità sotto shock, quella di San Donà di Piave dove Luciano Miotto abitava e quella di Cessalto dove invece c'era la sua vita lavorativa nell'azienda Emesa. Anche le ultime deboli speranze di un miracolo si sono infrante ieri pomeriggio quando il corpo di Miotto è stato recuperato. Ora rimane il ricordo di un imprenditore ma soprattutto di un grande uomo. Persona affabile, persona disponibile, generosa, simpatica, cioè aveva tutte le caratteristiche della brava persona. Il sindaco Franzin conosceva da anni Luciano Miotto, l'ultimo incontro tra i due appena qualche giorno fa quando l'imprenditore era andato in municipio per consegnare al primo cittadino l'invito per la festa che aveva deciso di organizzare per il 50° della sua azienda. Ho avuto modo di parlare tante volte assieme, di chiedere anche qualche favore per la comunità, insomma ho visto che è sempre disponibile. Tanti messaggi di cordoglio arrivati una volta presa la tragica notizia. Se ne va un imprenditore appassionato del lavoro e sempre impegnato nell'associazionismo di categoria, dichiara Cinzia Bonan, segretario generale CISL Belluno Treviso, con il quale la CISL ha avuto modo di confrontarsi più volte e di apprezzarne le qualità, a partire dall'importante capacità di mediazione. Lo ricordo quando valorizzava l'avvento dell'euro perché moneta che permetteva alle imprese locali di potersi rifornire di materie prime in modo competitivo. Era una persona illuminata e lungimirante. Si tratta di una dolosa perdita per tutto il sindacato. La CISL esprime profonde condoglianze e la più sentita vicinanza alla famiglia, ai lavoratori e collaboratori della sua azienda Imesa di Cessalto. Ora è il momento del lutto e del dolore, ma è impossibile non pensare anche al futuro dell'azienda. Dopo penseremo anche se c'è qualche necessità o qualcosa, saremo sempre presenti. Confisca di beni in tutta Italia, dove l'esponente di un clan usava i soldi della mafia per comprare quote di aziende anche a Castelfranco Veneto. C'è anche il 50% della Eurostese SRL di Castelfranco Veneto, azienda edile specializzata nella costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, tra le 8 società coinvolte in 6 differenti regioni dalle confische disposte dal Tribunale di Catania a carico del 36enne William Alfonso Cerbo, soprannominato Scarface, ritenuto elemento legato al clan Mazzei, famiglia storicamente vicina ai corleonesi di Riina. Beni per 32 milioni di euro che il Tribunale ha fatto confiscare in via preventiva dalla Guardia di Finanza di Catania su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Altre società sono state confiscate parzialmente ad Aprilia, Ragusa, Catania, Roma, Milano e Palmanova in provincia di Udine. Si tratta di società del settore edile e di immobiliare, ma anche del tessile, della ristorazione e della gestione di locali e discoteche. Una serie di provvedimenti che allarmano perché dimostrano ancora una volta come gli affari della criminalità organizzata abbiano ramificazioni anche a nord-est. Paura questa mattina intorno alle 10:30 ad Orsago, in via Caldecaval, per un incendio scoppiato all'interno di un'abitazione. In pochi minuti il denso fumo nero ha invaso la struttura, immediata la chiamata ai vigili del fuoco da parte dei vicini. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i pompieri di Conegliano che hanno spento il rogo e messo in salvo l'anziano proprietario. Ancora da chiarire le cause dell'incendio, partito probabilmente dalla cucina. Lo stabile è stato dichiarato inagibile, sul posto anche la polizia locale e l'assistente sociale che segue l'anziano. Adesso a Silea, dove ieri pomeriggio c'è stata una rapina in una farmacia.
Ha approfittato del paese pressoché deserto a quell'ora del pomeriggio, tutti chiusi in casa alle 2 per il gran caldo. E così un rapinatore solitario ha preso di mira indisturbato la farmacia del Sile di via Callalta, a Lanzago di Silea. Volto coperto dal casco della moto e armato di taglierino è entrato nel negozio e sotto la minaccia della lama ha intimato alla titolare di consegnargli i contanti che aveva in cassa, circa 200 euro, fuggendo con il denaro. Il malvivente si è allontanato in sella a uno scooter. La titolare della farmacia, una 37enne, ha subito chiamato i carabinieri che hanno battuto a tappeto la zona senza però riuscire a rintracciare l'individuo descritto dalla vittima. Per dargli un nome e un'identità potrebbero ora essere utili i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Multe a chi siede sui muretti a Treviso, giro di vite dell'amministrazione comunale, anche se l'ex sindaco Gentilini appare scettico. Sono multe e dice che nella gran parte dei casi non verranno pagate. Combattere il degrado ma anche garantire una maggiore sicurezza. Casugana dichiara guerra a chi siede su muretti o si stende su panchine, in particolar modo nelle zone di via Roma e Ponte San Martino. Da alcuni giorni sono iniziati i presidi della polizia locale con le conseguenti diffide. Questo in applicazione dell'articolo 37 del regolamento di polizia urbana che 14 anni fa l'allora sindaco Giancarlo Gentilini invocò contro chi sostava sui muretti o lungo i ponti. Allora però le multe non erano applicate, ma si preferì una sorta di azione preventiva. Avevamo impedito il modo di sedersi e sopra i muretti avevamo messo tutte fioriere. Nessuna distinzione tra cittadini italiani o extracomunitari, ma secondo Gentilini, visto che spesso si tratta di persone straniere, le multe, spiega, rischieranno di cadere nel vuoto. Sono multe che sono così nelle idee, ma sono un vento che non soffia e che non porta nessun vantaggio, perché sono multe irrecuperabili. Fai, caro sindaco, fai come Gentilini, metti fiori in tutti soprattutto i parapetti e tutte quante, in modo da passare alla storia Treviso in fiore. Critica nei confronti dell'amministrazione comunale, coalizione civica per Treviso. Di fronte a questo tipo di questioni ci sono già dei regolamenti in vigore, ci sono già delle sanzioni previste e non è necessario scatenare la polizia locale rispetto a questo tipo di problematiche. Il problema vero è che enfatizzando questo tipo di situazioni si crea nei cittadini una sensazione di insicurezza che non è confermata dai fatti. Ci fermiamo adesso per alcuni minuti di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per parlare del gran caldo che non accenna ad attenuarsi, con 35 gradi già alle prime ore di questa mattina. Intanto la protezione civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica idraulica fino alle 8 di venerdì 3 agosto, infatti potrebbero esserci, visto le condizioni climatiche, dei forti temporali su tutto il territorio veneto, e l'Electrolux di Susegana è scattato lo sciopero proprio a causa delle elevate temperature in fabbrica. Non è bastato per risolvere il problema offrire agli operai fette d'anguria. Non è possibile pensare che i lavoratori, a prescindere dalla temperatura, lavorino sempre nelle stesse condizioni. Siamo esseri umani e ciò che sta accadendo non è umano. C'è gente anche che sviene, mancamenti. Temperature insopportabili all'Electrolux di Susegana, ma l'azienda ai lavoratori è andata incontro solamente offrendo anguria in sala mensa e ipotizzando di spostare i turni di giorno alla notte, idea respinta come provocatoria dai sindacati. Ieri abbiamo superato i 35 gradi, oggi sarà ancora più caldo dentro in fabbrica, ed è la condizione peggiore perché insieme alle temperature alte i ritmi delle catene di montaggio sono ritmi altissimi. Noi lavoriamo ogni 45 secondi un frigorifero e in 45 secondi si fanno anche 10, 15, 16 azioni di montaggio. Abbiamo chiesto all'azienda di tener conto di questa condizione eccezionale e di avere delle pause aggiuntive, 10 minuti ogni ora sia ciò che serve. Vuol dire aggiungere 20 minuti a ciò che c'è solo per questi giorni e per le ore più calde. Stiamo parlando quindi
troviamo strano il comportamento dell'azienda che ha dato delle buonissime angurie ma non dà le risposte ai bisogni di salute dei lavoratori. Solo così per i rappresentanti dei lavoratori si possono evitare malori e ritmi pericolosi. Il personale ha adottato autonomamente le precauzioni del caso. I lavoratori nelle ore più calde stanno facendo delle pause auto-organizzate, autogestite. Noi facciamo un quarto d'ora circa ogni ora e mezza di lavoro e con questo abbiamo risolto momentaneamente il problema. Minuti di pausa retribuita e minuti di sciopero, dunque 45 complessivi nell'arco della giornata, limitati a questa ondata di caldo eccezionale che andrebbe affrontata, secondo i lavoratori, con piani studiati per tempo, non certo con l'anguria. E adesso torniamo a parlare della discarica che vi abbiamo documentato ieri lungo le rive del Piave, grazie alla segnalazione di un cittadino arrivata alla nostra rubrica Lo dico d'antenna. Ebbene, questa sera la replica del sindaco di San Biagio di Callalda. Un'area ai confini tra i territori di Ponte di Piave e San Biagio di Callalta, ma di competenza di quest'ultimo comune da tempo, a conoscenza di quello che succede sulle rive del fiume Sacro alla Patria. Nel tempo abbiamo visto che c'è una frequentazione, diciamo, particolare, non consona a quello che è il luogo. Questi incivili sappiamo che ci sono, lasciano i rifiuti dopo aver trascorso la propria giornata presso il Piave. Le nostre telecamere avevano documentato la presenza di cumuli di sacchi di immondizie tra la vegetazione, addirittura di un camper dato alle fiamme parcheggiato nell'area antistante l'accesso al fiume. Abbiamo già provveduto la settimana scorsa a far portare via una montagna di rifiuti, perché è una montagna, attraverso quelli che sono gli strumenti dell'amministrazione comunale. Per quanto riguarda il camper ci vuole un po' di più, perché quello è, diciamo, lo metto tra virgolette, un corpo di reato, perché è stato un incendio doloso e quindi c'è una procedura in atto, e però conto a breve di poter far rimuovere anche quel relitto. Fino a qualche tempo fa l'area era di proprietà di un altro ente, poi il comune di San Biagio ha deciso di acquisirla per poter intervenire. Al momento si tratta solo di una bozza, ma sulla carta già protocollato c'è un progetto per un investimento di circa 200.000 euro che punta a riqualificare l'intera area. L'intervento che stiamo pensando è quello di una riqualificazione di quell'ambito che è l'accesso al Piave, in modo tale che ci siano i posti auto, che ci sia la possibilità anche di usufruire in modo diverso quello che è il luogo, ma sicuramente anche illuminazione e videosorveglianza. Questo farà sì, auspichiamo che faccia sì, che non vengano più abbandonati i rifiuti, perché ci sarà un occhio elettronico che controlla il sito. L'allarme lupi sul Grappa, una mucca ha resistito all'attacco per salvare il suo vitellino ma è rimasta ferita. Intanto esplode la rabbia dei malgari pronti ad abbandonare la montagna. Se continuiamo con queste aggressioni noi siamo decisi a scaricare. La convivenza è impossibile, o stiamo qua noi o restano qua loro, insomma. Incontriamo Giovanni Raccanello nella sua malga di Val delle Foglie, a quota 1390 metri sul versante trevigiano del massiccio del Grappa. È preoccupato per quanto accaduto l'altra notte ad una delle 150 vacche che ha portato in quota per la stagione dell'alpeggio. La bovina, per difendere il suo vitello di appena 20 giorni dall'attacco dei lupi, è rimasta ferita alle zampe anteriori. Sono accaniti contro il vitellino del gruppo delle limousine. La madre, per difenderlo, è stata aggredita la madre praticamente, ma siccome è un animale che pesa 700 kg, hanno fatto fatica a bloccarlo. Abbiamo deciso di farla rientrare a casa insieme alle altre che hanno partorito qua in malga. Torneranno in pianura dunque al riparo dai lupi, diversamente non si può fare, è troppo rischioso tenerle in quota con i predatori che si aggirano indisturbati tra i boschi e aspettano il buio per attaccare il bestiame, un vero e proprio incubo per questi allevatori. La politica ha dimostrato non tanta sensibilità per gli allevatori. È stata sempre dalla parte del lupo, e questo lo continuo a dire, perché anche il problema dei collari, adesso che lo mettono i collari e i capi branco, ormai che li prendono per metterli i collari è meglio che li caricano, li portino via, no? L'abbandono sarebbe davvero un brutto colpo per il Monte Grappa. Se noi stiamo via 2 anni da questi pascoli, diventano un grovo di rovi e di ginepri, e la presenza dei bovini e anche degli ovini garantiscono il mantenimento di questo ambiente che è bellissimo come lo vediamo adesso. Ed ora le immagini di una festa a sorpresa davvero particolare.
gran caldo l'hanno sfidato radunandosi fuori dalla farmacia della frazione per una vera e propria festa a sorpresa. Non per salutare un amico, ma per dire grazie all'uomo che per 40 anni si è occupato della loro salute, il medico di base che va ora in pensione. L'ultimo giorno di lavoro era quello del dottor Salvatore Scarlata di Visnadello, medico anche della casa di riposo di Castrette, e come raccontano le immagini della festa sono stati davvero in tanti a fargli questa sorpresa organizzata dalla farmacista Elisabetta Castellari, decisamente gradita dal professionista commosso e pronto a ripercorrere la sua storia da Catania a Spresiano, una frazione che rischiava di rimanere senza medico di famiglia a Visnadello, ma il problema è stato risolto grazie anche a Scarlata, che ha deciso di mettere a disposizione il suo studio per chi arriverà al posto suo. Con queste immagini termina questa edizione dei nostri telegiornali, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata a tutti. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione e dunque bel tempo sul Triveneto, ma con qualche temporale. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Al pomeriggio, tuttavia, si accenderà l'instabilità sulle Alpi e sulle Prealpi con qualche temporale localmente fin verso le medio-alte pianure. Temperature minime tra 21 e 26 gradi, valori massimi compresi invece tra 30 e 36 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, situazione molto simile con qualche pioggia al pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini e sulle medio-alte pianure. Ampio soleggiamento invece altrove con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime comprese tra 22 e 23 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 32 e 35 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e con accesa instabilità invece dal pomeriggio, con temporali piuttosto frequenti, localmente anche di moderata intensità. Concludiamo con le temperature. Le minime saranno comprese tra 22 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra 33 e 37 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero.